corri e non ti fermare, non pensare a quanta è la strada da fare. Per diventare un grande, grande campione bisogna mangiarne di polvere e sudore. Giorni di pioggia, giorni di sole, il cuore come unico vero motore. E poi come un lampo diventare vento, con le braccia al cielo, dopo il traguardo. Qui, come un sogno qui, come oro così, correre accanto alla storia in questa città, sotto il cielo del mondo. Sesta edizione della festa del ciclismo pratese, ci troviamo a Jolo per un appuntamento ormai fisso organizzato dallo staff del Veloclub Siano One che vuole premiare i ragazzi della provincia di Prato che si sono contraddistinti nella stagione 2015, la stagione che si è appena conclusa. Non solo i ragazzi che hanno ottenuto risultati, ma un po' tutto il settore giovanile del Veloclub Siano One è presente quest'oggi. Insomma, un'occasione più che per valorizzare i risultati ottenuti, per promuovere lo spirito giusto di fare ciclismo. Tutti insieme questi ragazzi per passare una piacevole serata. Gemma Sernissi, campionessa toscana per quanto riguarda la categoria donne allieve, una stagione del 2015 che ti ha portato questa bella maglia, una stagione che è stata ricca di soddisfazioni. Sì dai, è partita abbastanza bene. Sono riuscita, come ho detto prima, a conquistare la maglia campionessa toscana e una vittoria al cronometro. Poi vabbè, mi sono messa in gesso, stata ferma e sono dovuta ripartire da zero e ho fatto qualche piazzamento, ma va bene così, vedremo il prossimo anno. Per il prossimo anno quali sono le aspettative? Di certo tante vittorie. Poi abbiamo tirato, cioè i nostri allenatori hanno tirato su tante atlete, siamo una squadra di 17 ragazze e vedremo. Vittoria Guazzini, il 2015 è stata una stagione che ti ha regalato grandi soddisfazioni, la più bella la vediamo qua alle tue spalle, la maglia italiana ai Giochi Olimpici Europei, la maglia della nazionale, è sempre un piacere vestirla. Sì, sono molto soddisfatta, questa maglia è stata veramente un qualcosa che non mi aspettavo all'inizio della stagione e sono appunto contenta anche del quarto posto ottenuto proprio ai Giochi Olimpici Europei e niente, spero di continuare così anche il prossimo anno e sono molto contenta anche dei 5 successi ottenuti. Filippo Mancini, campione provinciale della categoria esordienti secondo anno, una stagione buona, una stagione da cui si può imparare per fare ancora meglio in futuro. Sì, mi è piaciuto quest'anno anche se ho fatto un secondo posto, un nono posto e ho vinto il provinciale di Prato e penso di fare molto meglio nella prossima in questa stagione e speriamo bene, dai. Senti, che caratteristiche sono le tue? Come ti definiresti? Penso passista e un scalatore forse, dai. Andrea Innocenti, è stata una stagione ricca di soddisfazioni la tua, la maglia di campione italiano su pista, 11 vittorie, una convocazione nazionale, davvero una stagione da ricordare. Sì, ovviamente, come hai detto te, una stagione da ricordare. Ci sono state giornate belle con le vittorie, anche giornate peggiori, però il ciclismo è fatto anche di questo, quindi ho preso tutto con positività, sia i giorni migliori sia i giorni peggiori. E adesso c'è da ripartire da zero nella categoria juniores. Sì, sarò il primo anno, quindi non sarà semplice, cambia il chilometraggio, cambiano i tipi di corsa e cercherò di adattarmi e fare il meglio possibile. Lorenzo Cataldo ha vinto il campionato provinciale nella categoria allievi, una bella soddisfazione, una stagione con delle fasi positive e delle fasi negative, però tutta esperienza. Sì, quest'anno è stato un anno soddisfacente da un punto di vista, ma anche insomma non tanto positivo. Siamo partiti benissimo, non me l'aspettavo neanche io e non se l'aspettavano i miei dirigenti forse. 2 vittorie e 2 terzi posti nel primo mese. Poi c'è stata la convocazione
agli internazionali di piatto e a convocazione nazionali subito dopo, e il titolo di campione provinciale a Bagnolo. Sì, inizio stagione fatto a tutta, forse ho esagerato troppo non dando retta al mio allenatore Alessandro Baronti, e niente, ho strafatto e sono andato sempre a calare fino alla fine. Prossimo anno? Prossimo anno sarò al Cipriani Gestri e lì cercheremo di fare bene soprattutto nella prima parte della stagione, e niente, staremo a vedere. Abbiamo già fatto dei test e tra un mesetto inizieremo con i vari ritiri e i vari allenamenti insieme alla squadra. Nicolò Pacinotti, è stata la stagione del ritorno al successo, la prima vittoria tra gli Under 23, una stagione positiva. Sì, dai, abbastanza positiva, certo si può aspettare sempre qualcosa di più. È una vittoria che sicuramente ha dato morale per il proseguo della stagione, anche se poi non sono arrivati altri piazzamenti, però riparto con il piede giusto per questo 2016 e vedrò di fare qualche vittoria in più. Sempre un piacere tornare nella società dove sei nato e cresciuto e vedere tanti giovani che si avviano a fare questo sport. Sì, certamente, ho visto tanti ragazzi nel Velo Club Siano One, che mi fa molto piacere, anche in memoria di Sauro Palloni, che era un amico, ci tenevo molto a lui, e peccato per quello che è successo in poi. E volevo ringraziare anche soprattutto Gina Angelini per questa festa, che mi ha onorato molto. Sesta edizione della festa del ciclismo pratese. Il ciclismo in provincia di Prato è vivo, è ancora pieno di energie e ne parliamo con Maria Bruni, che è il vicepresidente vicario della Federciclismo Toscana. Per te, quando si tratta di questi eventi in provincia di Prato, è sempre un piacere esserci. Questa è la provincia dove sei cresciuta nel mondo ciclistico politico. Sì, certamente, io sono di Prato, sto a Prato, per cui per me non posso mancare, ecco, a queste feste. Poi voglio dire, tutti questi atleti che ci sono qui a Prato, che come si vede dalle maglie ci hanno onorato veramente la provincia di Prato e anche tutta la Toscana, diciamo. Quindi non sono altro che orgogliosa. Come comitato regionale siamo orgogliosi di avere una provincia molto attiva e che ha tanti campioncini. 2 di queste maglie arrivano dal settore femminile, anche questo è importante. Tu hai un'esperienza nel settore femminile, nella commissione femminile in seno al comitato regionale, e queste giovani stanno crescendo benissimo. Sì, stanno crescendo benissimo. Noi dal canto nostro abbiamo lavorato tanto, è 7 anni che ci lavoriamo, quindi è il frutto del nostro lavoro, perché anche loro ci sono sempre stata una categoria un po' bistrattata, invece ultimamente sta venendo fuori, grande soddisfazione dalle ragazze, e noi continueremo sempre così a fare del nostro meglio perché vengano questi risultati. Senti Maria, il ciclismo femminile ha da insegnare al ciclismo maschile, secondo me, perché in periodi di crisi, in periodi in cui scarseggiano i corridori, ormai sono 7 anni, come dicevi tu, che il ciclismo femminile ha un calendario interregionale. Quello maschile invece a volte assistiamo a delle discrepanze, a delle incongruenze tra le gare di 2 regioni vicine che non fanno il bene del ciclismo. Sì, ci vorrebbe un pochino più accordo fra le regioni vicine. Ecco, noi abbiamo questo accordo e ci porta bene perché abbiamo il nostro calendario, le nostre gare, bene o male, ce l'abbiamo. Una ventina di gare non sono tante, però ecco, se si mettessero d'accordo forse riuscirebbero ad avere anche più corridori e magari anche avere un campionato più vasto. Senti, qui a Prato, lo hai ricordato anche in chiusura della conferenza, c'è un pensiero speciale da fare. Un pensiero speciale sì per Sauro Palloni, che è stato la colonna portante, scusate l'emozione, mi emoziona sempre parlarne, perché per me è stato non un dirigente di società ma come un fratello, un babbo, perché andavamo alle corse insieme, gioiavamo insieme, insomma è un ricordo veramente doveroso per lui, perché per tutto quello che ha fatto del ciclismo del Velo Club Siano e per Prato. Chi invece continua a fare molto per il ciclismo e che merita, e non lo ringrazieremo mai abbastanza, è Andrea Vezzosi, anche quest'oggi presente, colonna vera del ciclismo pratese.
Andrea è mitico, Andrea è tutto il ciclismo toscano, non solo pratese, perché lui è sempre a disposizione delle società, non si stanca mai e quindi veramente è una colonna portante del ciclismo, perché Andrea poi è sempre disponibile, per cui dovrebbero esserci più Andrea in questo ciclismo, forse si viaggerebbe ancora meglio. Gino Angelini, la sesta edizione della festa del ciclismo platese è archiviata, una bella serata con tanti giovani che sono la benzina del ciclismo. Sì, io ci tengo a organizzare queste feste per questi ragazzi giovani, perché io credo che sostenerli un pochino di più sia molto utile per questi ragazzi, perché se non si cerca di dare qualche soddisfazione, se non si cerca di stargli più vicino possibile, praticamente il ciclismo va a scomparire. Invece grazie a loro che questi ragazzi che si impegnano tutto l'anno, allora d'inverno, quando non hanno anche tanti impegni, organizzare una festicciola così con tutti i nostri ragazzi della provincia di Prato, credo insomma, che sia utile per loro, cercare anche noi di stargli, tutti gli sportivi, stargli più vicino possibile, perché senza di loro non andrebbe avanti, il ciclismo non andrebbe da nessuna parte. Grande soddisfazione non solo per la grande partecipazione dei ragazzi, ma anche perché la Federazione Ciclistica Italiana, il comitato regionale con Maria Bruni, il comitato provinciale con Andrea Vezzosi erano vicini. Sì, li ho sempre invitati a questa festa e qui anche loro sono d'accordo di fare queste festicciole per questi ragazzi. Noi abbiamo cominciato 6 anni fa così per ischerzo, con i Passinotti che gli correva con noi lì a Esseano, e mi dicevano sempre ai bar: portacelo, e così eravamo una decina di persone, si è bevuto un bicchiere di spumante. E di lì è venuta l'idea, insomma, di cercare di fare sempre meglio questa festa, e adesso sta andando abbastanza bene, siamo contenti, io sono felice, io sono sempre stato uno vicino ai giovani, mi piacciono i giovani perché credo che sia la fonte proprio di ciclismo, con la speranza poi anche che venga fuori qualche ragazzo che insomma di vedergli poi al Giro d'Italia. La cosa bella è che abbiamo visto premiare sia i ragazzi, quelli che hanno ottenuto risultati, ma anche tutti i ragazzi del Velo Club Siano One, a partire dai giovanissimi fino agli allievi. Sì, perché questi ragazzi, credo anche quelli che hanno fatto un pochino meno risultati, sono ragazzi di un'età che devono crescere, quindi anche loro bisogna cercare di stargli vicino. Quindi quest'anno abbiamo pensato di invitare anche questi ragazzi che hanno fatto un pochino meno risultati, però io credo che a Prato ci sia un bel movimento ciclistico, perché tutti gli anni chi vince il campionato italiano, chi vince il campionato toscano, anche nel settore femminile siamo andati molto bene. È una provincia che insomma credo che siamo abbastanza all'avanguardia, e quindi io spero di andare avanti con questa festa. Ho tanti collaboratori che mi danno una mano, spero di andare avanti e di farla crescere sempre di più.